Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo a Baku, secondo posto in griglia, Fioi con qualifiche bagnate, alla grande col bagnato, il come c'è, qua è previsto pioggia ma poca, quindi sarà, non so, 10 minuti, quarto d'ora di pioggia secondo me, ma leggera, quindi tiriamo le super morbide a cannone. Bene, con la pioggia, come si chiama? Sì, ciao ragazzi, scusate, ma sono in una fase un po' curiosa della mia carriera automobilistica. No, dicevo, sul bagnato le possibilità di vittoria erano tantissime, qua appunto al podio. Comunque un circuito Baku alla fine potenzialmente positivo, è chiaro che basta un errore e sei fuori. E niente, Fio, andiamo, la macchina è rimasta così come sviluppo, quindi non serve far vedere nulla. E andiamo, Fio, Gran Premio di Baku. Comunque, se Fio, c'è da dire... Sempre secondo, ci ha fatto 3 pole in 2 anni e 8 gare. Dopo la pole non è il mio non è il mio forte. Però secondo posto va bene. Pole per Gigi. Vai ragazzi, andiamo. Andiamo a cercare di superare subito Gigi. Sì, invece ci superano tutti molto bene a sandwich. Il come a sandwich. Ok. Siamo secondi, però Hamilton se ne sta già andando dopo una curva. Hamilton se ne va dopo una curva. Mamma mia, il problema di questo GP è che mi piace, però basta un attimo e sei fuori. Non come Monte Carlo, ma quasi. Qui c'è un Hamilton proprio che non sbaglia nulla, ragazzi. C'è Hamilton, è devastante. Sfruttiamo le gomme. Dopo è prevista, non so se 10 o 20 minuti di pioggia. Staremo a vedere, ragazzi. Anche pioggia leggera. Ok, che ci siamo. Button terzo, Rosberg quarto. Mentre l'altro per il secondo posto. Il problema è che primo è Hamilton. Ma il mondiale non lo vinci quest'anno. Devo fare un miracolo sportivo. Quella Ferrari è migliorata all'inizio anno, questo dobbiamo assolutamente dire. Beh, questa è una parte di tracciato un po' crazy, mamma mia. Qua ho rischiato tantissimo. Mi sono salvato veramente per il rotto della coppa da un incidente spaventoso con Gigi. Mi ricordo qua l'incidente di Perez, ragazzi, l'anno scorso, mamma mia. Sto potuto prendere decisamente meglio, vabbè. Ai, sta avvicinando Button. È stata polemica in Canada, ma sinceramente all'ultima curva così ci può stare. Secondo me, attenzione, mamma mia che scatto, Fioi! Che Ferrari! Porca puttana! Scusate ragazzi, solita telefonata come indiana ogni tanto. Con Formula 1 è pazzesco, cioè... Comunque il ritirino, ottima Ferrari, adesso dobbiamo stare attenti, Fioi. Comincia già a piovere? Mamma mia. Sono nervoso, sono tesissimo adesso, ho paura. Il De Cresi ha paura, signori. Sono buone, ok. Devo sfruttare il ritirino, che secondo me i ritirino sono più veloci della Mercedes, incredibile. Riprendiamo il ritmo e stiamo attenti che basta un errore e sei fuori in sto cazzo di Gran Premio. Ok, inizia a piovere, vuol dire. Inizia a piovere, ragazzi, qui a Baku. Ma è Baku, ragazzi, piove spesso? Sì, inizia a piovere, signori, inizia a piovere qui a Baku. L'ultimo settore è il settore dove recupero di più comunque, dove guadagno di più. Il settore più veloce fondamentalmente. Vediamo se anche adesso è così, però. Insomma. Mica tanto. Ok. Questa può essere pericolosa. Giro record di Pippo Massa. A Pippo! A Pippo! Pippo Massa, fammi la godo, Pippo.
Sembra una pioggia molto molto leggera comunque. Carburante standard, è mosso cazzi. Mosso cazzi sì. Comunque c'è da dire... No! Comunque c'è da dire ragazzi che in qualifica, voglio dire per correttezza, cioè, faccio più tentativi, ecco, per trovare il giusto giro migliore, ecco, perché sennò è veramente impensabile. Quindi riprovo. So che dopo in gara avrà qualche male che l'ho preso. Che cazzo di traiettoria ho fatto qua? Vedi parlare, però ti toglie via, io ve lo giuro ragazzi, piacerebbe... Cioè... è chiaramente impossibile, ma fare un video senza parlare e registrarlo. Tutta un'altra cosa ragazzi, il parlare ti toglie via, secondo me, anche più di un secondo, almeno uno come me, che non sono un pro, mi toglie via anche più di un secondo a giro a volte, su certe piste. Cioè qua, cioè, per esempio, sto sbagliando tante traiettorie che in qualifica e in prove libere non ho sbagliato. Vabbè, non pensiamoci. Ok, la pioggia è leggera per il momento, non serve il cambio gomme. Attenzione, errore del Cume. Porca puttana. Questo è un brutto errore, signori. Eccola là. Eccola là l'errore comendiano. Dio Cristo. Ma vaffanculo. Ripara danno, sì. Incara solamente l'intermedio. Ma ok. Lasciarlo passare qua subito, l'ho visto ragazzi. Tutto compromesso adesso, affancuore. Vediamo di stare larghi. Non è facile a Baku. Mamma mia. Brutto errore, però veramente errore. La sento la differenza, ma no, fioi, ma no. Perché a Baku è sempre la stessa solfa, Dio Cristo. Sei una safety car. Una virtual. Adesso sì che è dura ragazzi, ok. Ma come la perdo. Come la perdo ragazzi. Gara buttata così, evviva. Ma vaffanculo. Però io e gli alettoni di merda di Baku, già penso la seconda volta in 3 anni, Dio Cristo. Il problema è che andare in box adesso non posso mettere l'intermedio, se dopo comincia a piovere faccio comunque una sosta in più. Un bel problema adesso, ragazzi. Relax, come relax. Devo aspettare. So che devo frenare tanto prima adesso ancora. Mamma mia, niente, in questa curva qua non ce la faccio più. Mamma mia, mamma che sportellate ragazzi. Ma vaffanculo, va. Adesso questo non posso prenderla in pieno, bene. Molto bene. Ma va a cagare. Primo errore vero della stagione ragazzi. E non posso andare in box perché se mi arriva all'intermedio ce l'ho in culo, scusate il termine. Pazzesco errore. Mamma mia. Bravo Rosberg, sta un po' di bagarre con Hamilton e Rosberg, torniamo. Abbiamo secondo a Button in testa, che cazzo dice? Incredibile, gara buttata, il passo c'è per fare bene. Ragazzi, basta un errore, lo sappiamo. No, tanto veloce, cazzo, bene, sono contento, dai. Molto good. Lo so, beh, meglio Button che Hamilton comunque. Mamma mia, non la tengo proprio, raga. Non la tengo proprio. Virtual safety car, ragazzi. È uscito Ericsson. E va a cagare, vai. Adesso bisogna capire se andare a mettere le gomme intermedia o no. Che palle sta virtual. Merda. Mamma mia quanto ho rischiato. Mamma mia quanto ho rischiato.
Non mi dice di mettere le intermedie, ma... Mamma mia. Ok. Guarda, stava quel coglione di Bottas. DRS abilitato. Bello. Mamma mia, non ce la faccio più, Fioi. L'alettone è veramente andato. Al primo posto ho paura che... E di Jenson Button, che per carità rende il mondiale più bello, c'è niente da dire, però. Mi consiglia l'intermedia, però il problema qual è? Se poi dura poco, boh. Non la tengo più però, Box, box, box. Cazzo sono i box? Ok, di qua. Mamma mia. Perfetto. DRS disabilitato. Bandiera gialla, dammi la safety car adesso. Dammela adesso. Non me la... 20, un ritiro comunque. Un altro ritiro. Alonso fuori. Alfonsino fuori. Ha fatto la scelta giusta comunque di entrare adesso, purtroppo non è arrivata la safety car. Sono troppo bello per essere vero. Piove forte adesso, però. Ottavo posto l'alettone, è tornato regolare, però. Adesso sulla pioggia possiamo fare le grandi cose, ragazze. Sì, ragazze, ciao. Ragazzi, possiamo fare grandi cose con la pioggia. Se dura un po'. Qualcuno tenta di stare con le super soft perché sa che la pioggia non durerà tantissimo. E c'è da sfruttare, Fiori. Ericsson e Alonso fuori, peccato per la safety car. Comunque la pista è bagnata, ragazzi, le gomme sono cioè la pista è da gomme intermedie. Guarda quanto guadagno su di loro che hanno le soft, super soft. Durare un po'. Allora può essere uno stint lungo. Non per forza sono 5 minuti. E si gode. Devo stare attentissimo qua. E che mi fanno perdere tempo sti rincoglioniti. Guarda, se devo beccarmeli io sti rimbambiti. Dai, come dobbiamo passarli. Mamma mia, scorata purissima, di una purezza quasi disarmante. Ok, roba nostra. Very good, blow job. Solo che Sboro Palmer è in fuga. Ma le soft Palmer. Errore anche di Jolion. Dai che un po' ne supero. Solo che c'è chi ha messo subito. Le vediamo. Adesso vediamo chi è entrato e chi no. Che Button è in una fuga devastante. Attenzione, ancora bandiere gialle. Ma che cazzo. Un altro ritiro. Massa, Pippo fuori. Pippo fuori, Fiori. Pippo fuori dai giochi. Sono tutti i box comunque tranne Button. Button. Bandiera gialla ancora. Il finimondo in sta gara. Secondi, siamo secondi. Con l'alettone che sboccio. Grande Kuma, strategia perfetta. E con la pioggia ci siamo, Fiori. Con la pioggia ci siamo. Anche Pippo fuori. È uscita due volte in 2 anni la safety car. Quest'anno non hanno voglia di tirarla fuori invece i commissari. Mi sarebbe molto utile la safety car per il recupero su Button. Anche se è vero che siamo comunque avanti su Hülkenberg. Guarda come piove, cazzo. Non me l'aspettavo una pioggia così. Pensavo molto più leggera, sinceramente. Molto meno la durata, insomma poco. Invece comunque con la pioggia è la nostra possibilità. Ancora fermo Pippo. E i commissari non intervengono, incredibile. Ogni tanto i commissari. Cazzo, Michela Magra no, però Cristo di un Dio.
mamma mia, scodata di proporzioni bibliche anche questa. Il Cume però regala spettacolo. 2 anni consecutivi la safety car a Baku, vediamo quest'anno, sono proprio curioso. Perdiamo da Button, Button, ragazzi, le McLaren sono devastanti. L'ho sviluppata io la McLaren, porca merda. E Button è proprio la mia macchina. 14 secondi dividono Button da veneziano. Ancora virtual safety car. Quando siamo nel 10° giro. Ci avrà successo. Qualche vaneggio sicuramente. Che Button prima e Button sta guadagnando in realtà, Vabbè, poi è rischiato tanto. Costi delta del cacchio. No, bene dietro, ma davanti è 14-15 secondi Button purtroppo. Ok, torniamo alla velocità normale. Mi fa piacere. Mamma mia che diluvio, ragazzi. Comunque si fa fatica a tenerli in pista, condizioni da qualifica. Però qua siamo in gara. Ho riguadagnato qualcosa. È dura, raga, è durissima. All'inizio ho guadagnato tanto. Ok, secondo me non è così perché adesso piove. Può essere così coglione andare ai box, non può aver già consumato le gomme. Allora o la McLaren consuma le gomme quest'anno in maniera devastante, o il mio ingegnere si è sparato un cannone di quelli buoni proprio. Faccio dopo, non adesso. Mamma mia, i ritiri non la tengo più, però non capisco questo. Ho la Ferrari mestruata con quest'oggi. Ragazzi, siamo al 18° giro e mi supera Bottas. Il Cume tenta il controsorpasso. Mamma mia, se è bella la sfida, È bella la sfida con Valtteri. Io sto chiaramente cercando di tenere il secondo posto. Button è andato e non ho il passo per prenderlo, chiaramente, anzi anche guadagnato terreno. Adesso la pressione con Bottas. Seb ai box. Dai che non mancano tanti giri. 8 laps. Remanang nell'inglese di madrelingua. Dai fioi. Allora calma. Il secondo posto lo voglio, cazzo, anche perché Rosberg ha dei problemi, ha detto. Ed Hamilton per il momento non è tra i primi 3. Sarà durissimo il terreno, anche perché Button per esempio è andato ai box anche, mi sembra, quindi ha delle gomme nuove, non lo so. Tanto ha smesso di piovere in certe parti del tracciato, signori. E adesso bisogna vedere. E adesso è tutto da valutare, signori. È tutto da valutare adesso. Attenzione, yellow flag. Dimmi che è Button. Button fuori, dai. Dai Button fuori, dai Button fuori. Yellow flag. Va bene, stronzo. Fai molta attenzione, bandiere gialle in pista. Non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Attendi le bandiere verdi. No, una Toro Rosso. Dammi la safety car, niente safety. No, mi siamo... No, Chiat fuori. Penso per squalifica però, forse. Ragazzi, ma dov'è Button? Siamo primi in questo momento. Sì, adesso no, però Button non c'è più.
Mamma mia, fai un'occasione d'oro. Cioè, tutto su come mi sono trovato prima. Forse è andato ai box, non lo so. Cioè, Hülkenberg e Bottas, ok, che erano dietro. Ma che cazzo è Button? Come dov'è Glock? Nel 2008. No, questa non l'ho proprio capita. Che cazzo è Button? Cioè, non mi è uscito né bandiera gialla né nulla. Forse è andato ai box, ragazzi. No, che occasione. Però vuol dire che forse le gomme non vanno più bene allora. Non ci sto capendo niente, ufficiale. È tutto sì, qua per traiettoria un po' alla cazzo. Sto cercando di capire dalla mappa qualcosa, ma... Calma, relax, come relax. Botta e Button ai box probabilmente. Il distacco da quella dietro è 2,3 secondi. Vabbè, possiamo vincere. Non so come, ma possiamo vincere. Cioè, non può esserci ritirato. Primo perché non mi ha dato il ritiro. Secondo perché non c'è stata neanche una bandiera gialla davanti a me. Qualcosa di curioso. Probabilmente è andato ai box a mettere... non è andato ai box. Forse ha consumato le intermedie. Chi lo sa. Non si capisce più una mazza qui a Baku. Fino al Kuma non capisce più niente. Solo che mi sono ritrovato primo. Così. La situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Ok. Ma perché? Quanto sto guadagnando adesso? Guarda, hanno problemi con le gomme, signori, perché è guardate che roba. Quanto ho recuperato in un giro? Signori, the best Kuma in the world. Non so come, ma così. Gran calma adesso, gran calma. Forse sono le gomme strausurate, non lo so, so solo che siamo primi. Cioè, ero secondo a 11 secondi. Mi ritrovo primo. No, veramente è andato ai box, forse quasi sicuramente è andato ai box. Non può aver messo però le gomme da asciutto perché non è ancora... Non mi sembra ancora da asciutto. Mamma che situazione, fioi. Situazione kafkiana qui a Baku. Ok. Forse Button è là dietro. Sì, forse la ragazza è andata ai box. È andato ai box Button. È dietro a Nicolino Hülkenberg, molto probabilmente, se non ho visto male. Quindi è andato ai box. Teoricamente Button è dietro a Hülkenberg. Quindi se va dai box no, sicuramente. Non so che fare sinceramente, ragazzi. La vedo un po' dura, mamma mia. Situazione bruttina adesso, sono un po' indeciso. Non la tengo più però, ragazzi, non la tengo più, Nessuno va ai box. Qualcuno ha i box comunque dietro, mi sembra. No, nessuno. Mi sembra una McLaren quella dietro a Hülkenberg, mamma mia. Pensiamo alla gara però, cazzo. Occasione titanica per vincere la gara. In condizioni di pioggia così, però ripeto, Button aveva un vantaggio di 11 secondi. Infatti Jenson Button Button è andato ai box. Inspiegabile questo. Jenson Button ai box. E adesso è terzo. Ok. Ma Button ha messo le intermedie. Erano finite le intermedie. Colpo di culo. Quindi se arriva l'asciutto deve tornare anche lui ai box.
Questa è una buona cosa, ragazzi. Questa è una buona cosa. Un po' di culo, un po' di sano culo comendiano. Si può vincere la seconda gara di fila. Sembra una cosa da pippe, fiori. Stiamo calmi. Non capivo cazzo. Ma che cazzo è Bato? È andato ai box. E ha rimesso le intermedie. Che per carità sono ancora le gomme giuste. Però è bene perché se arriva l'asciutto in 2 giri deve andare anche lui ai box. Questo le mie gomme sono al 51%, le sue sono al 5%, cazzo. Infatti stanno arrivando anche Bottas, sta arrivando, saranno giri da incubo. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto, siamo solo un giro sopra il target. Passa la Michelin 2 al più presto. Ok, troione, petana, va più presto, non può. Qua è ancora bagnato per fortuna. Mamma mia, mi sono visto spiaccicato. Michela standard, stiamo veramente guidando con il cuore, cazzo. Nessuno va ai box, Bottas sta arrivando, Valtteri, woo! Mamma mia, mi sto cagando addosso, la cosa è abbastanza ufficiale, lungo, no. Però qua ho perso tantissimo. Qua ho perso tutto. Gli ho lasciato all'esterno a Valtteri. Adesso è voluto impostare sta curva, non è il massimo. Impostata e battono le gomme freschissime. Sembra arrivato il momento di cambiare le gomme. Adesso vanno bene entrambe, però la situazione peggiorerà se manteniamo queste. Alcune informazioni su Rosberg. È di nuovo veloce. E di nuovo veloce Rosberg, cosa faccio? Oddio, che faccio? Bel dilemma adesso. Mancano ancora giri però, Ragazzi, rischiamo. Le gomme non mi tengono più, non c'è possibilità. Vediamo. Se mi va bene, bene, se no la cagata storica. Però non c'è più le... mi stavano superando, cioè... Nel prossimo giro mi superavano tutti. Vai. Attenzione. Adesso devo pregare nella sosta di box anche dei miei avversari. Ok, di carburante non ne ho tanto però, Devo stare su miscela magra, porca mignotta. Uff. Adesso siamo sesti, dobbiamo pregare. Voglio la seconda vittoria consecutiva, però devono andare ai box, altrimenti chiaramente è finita. Io non potevo assolutamente tenere le gomme ancora così, perché erano comunque usurate e senza una... il tracciato non è bagnato, ragazzi. Vediamo se è la mossa giusta. Vediamo se è la mossa comendiana. Che tensione, che tensione. Pochi giri alla fine. Tocca mettere miscela magra, questo può svantaggiarmi. Attenzione, Sainz va molto lento. Molto bene, arriva un buon sorpasso subito. Se non vanno ai box sono cazzi. Che battono le gomme fresche, io non lo so. Nessuno va ai box. No, uno va ai box. Button chiaramente no. La vedo bruttissima, raga, Bottas mette le super soft. Non siamo neanche in zona podio, fio, incredibile. Incredibile. Chiaramente ci provano loro, hanno ragione. Devo rischiare la miscela elevata, fio, che gara. Se va nei box vinciamo, salvo errori nostri. Mamma mia, che gara gara strepitosa. Per il Seb.
Tutti vanno ai box, dai, non posso. È che Button, magari con le gomme, oddio, con le gomme diciamo pulite può fare il miracolo. Però stiamo guadagnando tanto in un giro. Stiamo guadagnando veramente tanto. Ho paura di sbagliare anche, ragazzi. Ho paura di fare il cappellone della vita. Super morbide sulla vettura dietro di te. La vettura dietro di te monta gomme super morbide. Mi fa piacere. Io sarei già super indietro con col 60% di usura e la pista così con l'intermedio. Ho fatto benissimo, non ho nulla da riproverarmi io. Carburante per un solo giro. Distacco dall'auto dietro. 5,1 secondi. Qua ancora non mi fido di tirare. Ho troppa paura. Non batto, non vai box. Era chiaro. Ma vaffanculo. Scommettevo le balle. Hulkenberg secondo. Proverò il sorpasso in pista almeno su Hulkenberg, ma devo tirare tanto e devo anche rischiare, quindi vaffanculo, ha fatto bene, ha fatto bene. Io non avrei mai tenuto quel rito, lui ha le gomme nuove, ha salvato questo Hulkenberg invece di grosse difficoltà. Hulkenberg lo dobbiamo superare. Sì, Hulkenberg non c'è più, Hulkenberg non c'è più. Mi bastava un giro in più. Siamo secondi, ma va a cagare, vaffanculo. Non le battono, che comunque no. O è batto? Sì, è batto. Jenson Button, fioi. Mamma mia che occasione. Attenzione, siamo alla fine. Ancora contro Button. Dai. Yes! E beffo ancora Button. Grande Kume. Mamma mia che vittoria. Per il team di Maranello oggi. Luca, cosa ha distinto questo team dagli avversari? Mamma, seconda vittoria di fila, ma questa è veramente incredibile. Beffo Button ancora. Yes! Eccoli qua, ecco Veneziano, Button e Bottas. È tornato il Kume, signori. E oggi sventolano ancora più forte. Sì, cacchio. Ancora una volta c'è la Ferrari. La Ferrari sta tornando, signori. La Ferrari, questa è una gran vittoria. Strategia perfetta del Kume. Oh yes. E ora diamo un'occhiata. Ho vinto per pochissimo. Mamma mia, ci stiamo. Mamma mia, il mondiale si sta riaprendo. Calma. Costruttore. È tutto aperto, ragazzi. Buon passo, bella strategia. Raga, un saluto del commentatore veneziano. Gara memorable. Ciao!